all'esame le parole del 18enne che si è rifiutato di sostenere l'esame orale al liceo classico Canova di Treviso, terzo caso in Veneto in pochi giorni. La preside lo voglio incontrare, venga ad argomentare la scelta. Da Padova, dove tutto è iniziato, scoppia la polemica tra gli studenti e il ministro dell'istruzione sul no all'orale. Valditara annuncia le bocciature a partire dal prossimo anno, alla risposta degli studenti. Momenti di panico nella piscina comunale per lo sprigionarsi di sostanze chimiche durante la sanificazione dell'acqua. Evacuati gli utenti, in prevalenza i bimbi dei centri estivi, 15 intossicati. È di una donna di 68 anni scomparsa il 21 giugno da Pozzonovo, il corpo recuperato 2 giorni fa dal fiume Adige all'altezza di Rosolina in avanzato stato di decomposizione. Prima un operaio a Ponzano, poi un elettricista a Vedelago, 2 infortuni in 3 ore nella Marca trevigiana, dinamica simile, entrambi sono in gravi condizioni in ospedale. Minacce alla polizia, 2 striscioni comparsi a Padova, il questore aumenta la sicurezza nelle sedi delle forze dell'ordine. Sport calcio, visite mediche prima della firma per il campione argentino che sarà in forza al Padova nella prossima stagione. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, maturità in primo piano. Non faccio l'orale perché sono contrario alla struttura dell'esame. Un altro ragazzo si rifiuta di sostenere l'orale, il terzo caso in Veneto nel giro di pochi giorni al liceo Canova di Treviso. Il ragazzo contestava la struttura dell'esame che ritornava, diciamo così, sulle competenze, sui contenuti, sugli argomenti già comunque verificati, valutati durante il percorso scolastico dell'ultimo anno. Dopo Padova e Belluno, anche a Treviso, al liceo Canova, in sede d'esame un ragazzo si è rifiutato di svolgere l'orale. Un effetto domino che vede come protagonisti ragazze e ragazzi, casi che in tutta Italia al momento si contano solo in Veneto. Nel mirino della contestazione, questa volta la struttura dell'esame di maturità. Nel contesto di oggi venga vissuta male la valutazione perché forse c'è un fraintendimento del significato del voto. Il voto è una rappresentazione numerica di una valutazione, ma di una valutazione che ha un grande valore formativo. Quando viene travisato il valore, certamente può essere sentito come un sistema pesante perché è un sistema che viene frainteso. Tutto parte dalle votazioni, numeri che di fatto, dicono gli studenti, inevitabilmente ricadono sulla persona. Un sistema obsoleto che non tiene conto di moltissimi fattori. Non sono di questo parere presidi e professori. Mi aspetto che questo alunno venga anche a trovarmi per rappresentarmi le sue idee, la sua posizione. Mi piacerebbe molto. Ecco, è importante rimanere comunque in dialogo con i nostri giovani. Volontà di ascoltare i ragazzi che sembra non trapelare però dalle parole del ministro Valditara, che adotta la strategia della tolleranza zero. Una riforma relativa all'esame di Stato che mi sembra sia necessaria perché certo come mai sono possibili casi come questi e comunque c'è la promozione e quindi diciamo comunque sì. Il risultato è conseguito perché la norma prevede che raggiungendo il punteggio dei 60 l'esame sia superato. Una norma dunque che espliciti che il colloquio è una parte fondamentale dell'esame, tenendo conto però che già ora il 40% del voto di maturità tiene in considerazione la valutazione del percorso scolastico degli studenti. Vorrei che mi esplicitasse le sue motivazioni e le argomentasse anche sulla base della sua esperienza. Tra l'altro, come ho detto, il ragazzo assolutamente non contestava l'operato della commissione, non contestava il proprio percorso scolastico né quindi il consiglio di classe e quindi mi piacerebbe ascoltare nel dettaglio le sue argomentazioni. Da Padova, dove tutto è iniziato, scoppia la polemica tra gli studenti e il ministro dell'istruzione sul no all'orale. Valditara annuncia le bocciature a partire dal prossimo anno. Ecco la risposta degli studenti. Non mentirò, nonostante nutrissi delle speranze che si potesse aprire un dialogo con le istituzioni, in qualche modo mi aspettavo
che insomma non ci fosse disponibilità al dialogo. Non pensava di alzare un polverone simile Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova che si è rifiutato di sostenere la prova orale della maturità per protestare contro il sistema dei voti. La sua intenzione era quella di invitare i docenti ad una riflessione sul sistema di valutazione scolastico, ma la risposta del ministro dell'istruzione Valditara, che annuncia bocciature per gli studenti che boicottano l'esame, ha amareggiato il neodiplomato padovano. A parte il fatto che sono curioso dei criteri con cui si giudicherà se uno studente stia boicottando l'esame in maniera volontaria o meno, credo che rispondere a una richiesta di dialogo con delle minacce sia insoddisfacente. Ovviamente il rischio bocciatura non riguarda Gianmaria, che come la liceale bellunese Maddalena Bianchi o quello trevigiano del liceo Canova ha superato la maturità con i punteggi delle prove scritte. La riforma annunciata da Valditara deve essere prima approvata, ma la reazione del ministro, che affronta a muso duro gli studenti che hanno rifiutato l'orale, ha sollevato ulteriori polemiche tra i ragazzi con la presa di posizione della rete studenti medi del Veneto. Noi crediamo che la risposta del ministero non solo sia inaccettabile perché usa il linguaggio della repressione, della minaccia nei confronti degli studenti, ma sia anche insufficiente, perché il tema che è stato sollevato è che gli studenti non stanno bene all'interno delle mura scolastiche, che c'è la necessità sentita di cambiare sia il sistema dell'educazione in generale che quello di valutazione, che fino ad arrivare a quello della maturità in generale. E se la risposta del ministero, piuttosto che la ricerca di un dialogo, come noi in realtà lo stiamo ricercando da anni ormai col ministero, è una minaccia in più e appunto la minaccia di addirittura arrivare a bocciare chi protesta all'interno delle mura scolastiche, è un linguaggio a cui noi non stiamo, che noi non possiamo accettare, e continueremo a chiedere questo confronto nonostante le porte vengano continuamente chiuse. Ed ora la cronaca dal Vicentino, momenti di panico nella piscina comunale di San Pio X per lo sprigionarsi di sostanze chimiche durante la sanificazione dell'acqua. Evacuati immediatamente gli utenti, in prevalenza i bimbi dei centri estivi, 15 intossicati che a fine giornata sono stati dimessi. L'allarme alla piscina di via Giuriato nel quartiere San Pio X è scattato verso le 9, mentre iniziava la giornata di animazione dei centri estivi per circa un centinaio di bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Gli addetti alla sanificazione delle acque dell'impianto stavano rabboccando i serbatoi. Qualcosa però è andato storto e si sono sprigionati gas tossici. Immediato è scattato l'allarme e l'evacuazione immediata della struttura. I bimbi sono stati immediatamente accompagnati all'esterno fino al vicino parco, ma 15 persone sono rimaste intossicate. Sul posto si sono precipitati i genitori, comprensibilmente preoccupati. Lui ha 8 anni. Sì. Non è stato tra quelli coinvolti? No, perché lui viene qua per fare il centro estivo, niente. È preoccupata? Sì, perché mio figlio è solo uno. Adesso io vai a vedere lui, ma sono un po'... Grazie. Ci hanno detto di uscire uscite e noi abbiamo preso e siamo usciti prima possibile. Ci siamo allontanati dalla struttura e abbiamo chiamato prima possibile l'ambulanza e abbiamo assistito. Da una parte io e altri animatori siamo stati ad assistere le persone e l'altro gruppo si è allontanato. Ecco, quelli che sono stati coinvolti, che sono stati più lì un po' intossicati, chi erano? Degli animatori che collaborano col gruppo e alcuni bambini. Un paio di bambini avevano un po' di schiuma alla bocca. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del SUEM. I sanitari hanno prestato le prime cure e hanno trasportato al pronto soccorso 9 adulti e 6 bambini. I sintomi presentati sono sintomi leggeri che non destano preoccupazione. Sono stati trattati prontamente sul posto e hanno presentato una sintomatologia che va dall'irritazione cutanea all'irritazione del congiuntivale all'irritazione delle prime vie aeree, cioè lacrimazione, senso di secchezza della cute e tosse. E i pazienti sono stati portati per sicurezza al pronto soccorso di Vicenza e qua sono in stato di osservazione. Ad indagare sul preoccupante episodio gli agenti della questura, i tecnici ARPAV e i vigili del fuoco che hanno lavorato tutto il giorno facendo intervenire anche le squadre NBCR da Mestre. Al momento la struttura è chiusa in attesa dell'avvenuta bonifica.
È di una donna di 68 anni scomparsa il 21 giugno da Pozzonovo, il corpo ripescato 2 giorni fa dal fiume Adige all'altezza di Rosolina in avanzato stato di decomposizione. La conferma è arrivata dalla procuratrice della Repubblica di Rovigo, Emanuela Fasolato. Dopo gli accertamenti per l'identificazione della salma, i familiari della donna convocati all'obitorio dell'ospedale civile di Ade hanno riconosciuto gli effetti personali rinvenuti sul cadavere. Il corpo della 68enne era irriconoscibile in volto e nelle tasche degli indumenti non era stato rinvenuto alcun documento. Ed ora parliamo di infortuni sul lavoro, giornata nera nella Marca trevigiana. Nell'arco di 3 ore questa mattina si sono registrati 2 incidenti gravi, il primo a Ponzano, il secondo a Vedelago. Indagano i carabinieri e Spisal. So che è caduto e si è fatto male, di più non stiamo attendendo anche noi a nostra volta qualche informazione in più. E i colleghi si sono subito precipitati ad aiutarli? Sì, tutti quanti sono dati da fare per cercare di dare una mano per quanto possibile, insomma, date le circostanze. Dopodiché attendiamo un riscontro dall'ospedale. Si guarda con ansia il Cafoncello alla Kistrac di Ponzano in via Postumia e infatti nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso che si trova l'operaio 63enne del posto rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. Riservata la prognosi, di certo ha riportato un fortissimo trauma cranico. Sono le 6:20 del mattino quando l'uomo cade da un macchinario per la frantumazione di inerti, sbattendo violentemente il capo a terra. Un volo di 2 metri. Arrivano i colleghi, immediati soccorsi. Sul posto Spisal e Carabinieri di Montebelluna. Si deve accertare il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l'adempimento dei regolamenti. Il 63enne lavora in azienda da tempo. I colleghi parlano di un operaio esperto. Sì, abbastanza preoccupati perché poi le notizie dicono che stanno ancora facendo degli accertamenti in ospedale, quindi non sembra sia proprio una cosa lieve, quindi almeno io sono abbastanza preoccupato per la salute del mio collega. Dispiace molto per la persona e per lo stesso ambiente di lavoro, perché l'azienda in cui è successo è conosciuta nel territorio, è un'azienda seria. La mattinata si rivela convulsa. 3 ore dopo un altro incidente sul lavoro, simile la dinamica, stavolta alla Bresolin di Vedelago. L'intervento del su M118 alle 9:30 circa nei capannoni di via Vicenza, a ridosso del distributore sulla Castellana. A cadere da 3 metri di altezza è un elettricista di una ditta esterna. Si tratta di un 52enne di Riese Piodecimo, stava utilizzando la scala. Quando i soccorritori arrivano lo trovano cosciente ma grave, viene così portato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sembrano migliorare nel corso delle ore. Su entrambi i fronti le indagini congiunte di Spisal e Carabinieri sono andate avanti per tutta la giornata. Incidente questa notte a Monteberico, un'auto per motivi in corso di accertamento sulla salita che conduce a Santuario di Vicenza ha colpito diverse macchine parcheggiate. Un boato squarcia il silenzio della notte. Siamo a Monteberico, la strada che porta al Santuario di Vicenza. Notte silenziosa, poi alle 3 del mattino un grande botto che sveglia chi abita nelle case alla fine della prima curva. Si accende una luce, qualcuno esce per strada per capire cosa sia successo. Alle 3 di notte dormivo e semplicemente ho sentito un gran colpo, mi sono svegliato, sono sceso e ho trovato la scena che in parte state vedendo. Cioè, il fatto che ci fossero 3 macchine danneggiate lungo la strada e un quarto veicolo, anch'esso in condizioni pietose, che dopo aver colpito i veicoli in sosta si è fermato a ridosso di una mura di recinzione di un'abitazione. A bordo c'erano 4 persone, 4 ragazzi. Per fortuna non in gravi condizioni, perché tutti quanti insomma sono scesi dall'auto con le loro gambe, quindi non ci sono stati gravi danni fisici. Quello che è accaduto non è ancora chiaro. Toccherà alla polizia ricostruire la dinamica dell'incidente, ma stamattina ciò che resta sono queste 3 vetture parcheggiate esattamente dove lo erano la notte scorsa, quando una macchina evidentemente a grande velocità gli è andata addosso, rimbalzando poi sul muretto dall'altra parte della strada che è stato demolito dall'impatto. Questa volta fortunatamente non ci sono stati feriti, ma
I residenti sostengono che su questa strada di notte si corre troppo. E su questa strada spesso e volentieri, soprattutto d'estate, la velocità tenuta da motoveicoli e autoveicoli è eccessiva ed è fonte di pericolo. Dai rumori sembra che si svolgano delle gare, perché si riesce a percepire che partono proprio dalla base e il rumore va verso su fino a Piazzale della Vittoria e sicuramente anche oltre. Quel che è certo è che il comitato di Monteberico, formato dai residenti della zona, oggi coglie l'occasione per rilanciare all'amministrazione di Vicenza la richiesta di maggiori controlli e di dissuasori di velocità. L'unica soluzione che vedo plausibile potrebbe essere quella di un attraversamento pedonale con annesso dosso e forse in quel caso lì, ben segnalato, permetterebbe che le macchine e in generale tutti i veicoli arrivassero un po' più piano, un po' più adagio. Chiediamo che venga in qualche modo studiato un presidio di sicurezza anche per tutelare gli abitanti della zona. Sono mesi e mesi che chiediamo comunque come comitato di Monteberico più controlli, un'attenzione maggiore a questa che è una via principale della città che porta al santuario di Monteberico, un'attenzione maggiore. Fare polizia stradale e sicurezza stradale non è solo fare i divieti di sosta, ma è anche controllare la velocità in questa via che sta diventando ormai una pista di Formula 1. Siamo pronti anche a una petizione, una raccolta firme proprio per sensibilizzare l'amministrazione a questo. Minacce alla polizia, 2 nuovi striscioni comparsi a Padova. Il questore aumenta la sicurezza nelle sedi delle forze dell'ordine. Sono 2 gli striscioni contro la polizia comparsi a Padova in poche ore dopo quello di Minacce ritrovato nella notte lungo passeggiata Miolati ai giardini dell'Arena. In mattinata, durante un nuovo servizio di controllo, gli agenti della Digos hanno trovato un altro striscione appeso sul ponte del canale Roncaiette nell'area verde di via Ormaneto con la scritta Alfredo Libero 41 bis uguale tortura, un chiaro riferimento alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Anche in questo caso sono in corso accertamenti per individuare i responsabili. Sul telo bianco di grandi dimensioni trovato invece alle 4:30 ai giardini dell'Arena dalle volanti c'era scritto Awad Mohamed Attia, fuoco alla polizia, con al centro dello striscione il simbolo della cerchiata riconducibile ai movimenti anarchici. Entrambi gli striscioni sono stati rimossi e sequestrati. L'esplicita minaccia in questo ultimo caso invece fa riferimento all'arresto avvenuto lo scorso 23 giugno del 34enne cittadino egiziano accusato di strage politica che in 2 occasioni a febbraio aveva dato fuoco a decine di auto della polizia e del commissariato di Albano Laziale e aveva tentato di incendiare le auto dei carabinieri di Castel Gandolfo. Il questore di Padova Marco Dorisio ha immediatamente disposto la sensibilizzazione e l'intensificazione delle misure di vigilanza alle sedi della polizia e delle altre forze dell'ordine e sensibilizzato anche le misure di autotutela per tutti gli agenti. Solidarietà alla polizia è stata espressa dal sindaco di Padova Sergio Giordani. Le deliranti scritte rinvenute stamane sono gravi, inquietanti e da non sottovalutare. Tutta la città è vicina e solidale a chi ogni giorno si impegna e rischia per garantire la sicurezza della comunità, ha detto il primo cittadino in una nota. Vicinanza alla polizia anche da parte del presidente del Veneto Luca Zaia. Siamo alla politica regionali, centrodestra ancora in tilt con Fratelli d'Italia che striglia gli alleati parlando di questioni personali, in casa centro-sinistra frizioni in azione sul nome di Manildo. Io credo si tratti di schermaglie ferragostiane, sebbene siamo a luglio e non in agosto. Liquida così le tensioni tra Forza Italia e Lega il responsabile enti locali di Fratelli d'Italia in Veneto Marco Della Pietra, caldi estivi, bollori elettorali, di fatto questioni personali più che politiche. Che tra il governatore e Flavio Tosi non scorra buon sangue mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, ma già da tempo. Il meloniano porta poi un altro esempio, un altro nome di peso, lo fa ritornando al marzo 2023, quando il leghista Roberto Marcato, che nei giorni scorsi ha di fatto dichiarato rotta l'alleanza con Forza Italia, aveva usato parole durissime anche con i Fratelli d'Italia, una ferita politica mai realmente ricucita. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! I toni coloriti di Marcato li conosciamo, ma ci sta insomma che ci sia anche questa
Però rispetto alle elezioni regionali, insomma... No, io questo... sono convinto che si andrà assieme. Stessa convinzione hanno pure i meloniani di Padova, anche perché poi alla fine decideranno i leader. La palla è rimandata a tavoli nazionali, perché il Veneto, per quanto importante, per quanto con il suo orgoglio, per quanto con la sua specificità, non può rifuggire a un'ottica nazionale di schieramento, che è quella che poi sta facendo vincere il centrodestra. E fare sintesi, si badi, non significa rinunciare al candidato presidente. Per me, naturalmente, come uomo di partito, è auspicabile che ci sia anche la possibilità di un uomo che provenga dalle file di Fratelli d'Italia o comunque indicato da Fratelli d'Italia. Altra variabile è la presentazione di una lista Zaia che potrebbe sparigliare non poco le carte nel già confuso tavolo del centrodestra, e a tal proposito si registrano le parole del ministro Luca Ceriani: l'importante è che Zaia appoggi il centrodestra. Intanto il diretto interessato dal vicentino torna a lanciare messaggi in bottiglia. Io non ho mai avuto l'idea che chi sta concludendo la sua esperienza in un'amministrazione debba lasciare i pozzi avvelenati, quindi farò in modo che il mio successore o la mia successora abbiano assolutamente la possibilità di avere una regione in corsa e non con il freno d'emergenza tirato. Centrodestra in tilt, centrosinistra compatto con Giovanni Manildo, ma non è tutto oro quello che luccica. L'appoggio di Azione non sembra scontato. Se il centrodestra decidesse di mettere da parte i candidati, quelli conosciuti, e magari tirasse fuori Zoppas, capisce che un partito come Azione, con un candidato come Zoppas, sarebbe difficile non andargli in appoggio, perché noi siamo per l'imprenditoria, abbiamo delle visioni di questo Veneto di un certo tipo, anche di sviluppo, e voglio dire, Zoppas, che viene dalle associazioni industriali, non sarebbe un candidato ottimo per noi. Siamo allo sport. Padova è pronta a ballare con Papu Gomez, visite mediche prima della firma per il campione argentino. La squadra intanto è andata in visita alla Basilica di Sant'Antonio. Eccole le prime immagini del Papu Gomez con i colori biancoscudati. Visite mediche al poliambulatorio Arcella per il campione del mondo argentino che a 37 anni vuole tornare in campo con la maglia del Calcio Padova. A breve l'ufficialità della firma per Alejandro Dario Gomez, per tutti Papu, un contratto che si aggira attorno ai 500.000 euro più bonus per 2 anni con un'opzione per il terzo. Per ora non si può allenare con la squadra, vista la squalifica di 2 anni per doping. Non partirà quindi per il ritiro di Pieve di Cadore, ma da metà agosto potrà allenarsi con il gruppo e da ottobre, scontata la squalifica, tornerà in campo. La squadra, nel frattempo, ha fatto la tradizionale visita alla Basilica del Santo con tanto di gesto del pellegrino sulla tomba di Antonio e la maglia numero 10 personalizzata regalata al rettore Antonio Ramina. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio ora la sigla, poi le previsioni del tempo e poi il telegiornale da Venezia e provincia. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.